Questo è l'evento conclusivo del progetto che abbiamo realizzato con il Fondo Sociale Europeo 1644 a DGR. Il progetto riguardava una serie di attività formative, ma comunque prevedeva anche una serie di interventi, di workshop. L'evento finale è stato creato per valorizzare quella che è la cultura e la tradizione locale della lavorazione del legno, ma soprattutto ricercare in questo la modernità. Quindi abbiamo focalizzato l'intervento sulla presentazione di quella che è il lavoro delle maschere in legno. Abbiamo lavorato molto anche su quello che riguarda poi la realizzazione anche moderna di un bancone, e abbiamo riproposto anche la figura di un vecchio mobiliere bellunese che lavorava soprattutto sulla modernità, perché poi tutti i suoi disegni derivavano da artisti contemporanei legati al futurismo o comunque a tutti i movimenti culturali, artistici, che poi venivano ricollocati anche nell'ambito del legno. Ecco, quindi la riscoperta di queste figure, di queste lavorazioni, unendole anche a quella che è la modernità, che poi è stata scelta anche da Microsoft, che ha scelto poi un artista, cioè un architetto locale, ma anche un'impresa locale per realizzare il proprio bancone. Ecco, in quel momento la scuola è anche diventata protagonista, perché poi buona parte di questa forza lavoro che attualmente lavora per questa azienda esce dalla scuola del legno, e questo è un momento di soddisfazione per tutti noi. È molto importante riprendere la filiera del legno, specialmente dopo quello che è accaduto con Vaia. Qualche anno fa mi è capitato di scrivere un libro sui 30 anni del legno a Belluno insieme a Michele Talo, che è il direttore del centro consorzi, e in quell'occasione siamo partiti proprio dai proprietari, quindi enti pubblici e regole, per arrivare fino a chi faceva gli occhiali in legno. Il legno deve tornare a essere una risorsa, dopo che per questi anni invece è stato più che altro un problema, e quindi la scuola del legno, che forma questi operatori, penso che sia senz'altro un centro da valorizzare e che possa attirare ancora, come avviene adesso, altri studenti da tutta la provincia di Belluno. Sono Antonio Brunori, segretario generale PFC Italia, e oggi siamo qua perché è la seconda scuola del legno d'Europa ad avere una certificazione di sostenibilità e di tracciabilità. Questo per noi è un motivo di orgoglio e ci permette anche di parlare di sostenibilità dei boschi, ma anche di filiere, di professionalità e di competenze. Quindi la Scuola del Legno ci ha ospitato per questa visita e noi ne parleremo in tutta Italia. Io ho lavorato tantissimi anni col legno e attraverso questa scuola mi ha dato la possibilità di creare scuole nuove, ambienti nuovi per portare avanti questo tipo di lavoro, per cui abbiamo sempre parecchie persone che arrivano dalle montagne, anche oltre la nostra provincia, per imparare a lavorare il legno, insomma. Per cui da parte mia ho sempre cercato di divulgare questa passione e questo mestiere, insomma.
Parliamo di un artista del legno che è vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e fino quasi alla fine del Novecento. Dalla Prima Guerra Mondiale ai giorni nostri quasi, no? Negli anni 60-70 così, ha continuato a produrre scremin, mobili d'arte con prodotti intarsiati molto belli, molto coso. Questo per esempio è un tavolo, ecco, veniva disegnato proprio dal pittore e loro lo riproducevano esattamente in intarsio, in legno, con essenze di legno appunto adeguate per poterli costruire in questo modo. Ecco. Ha fatto veramente la storia in quel periodo, specialmente tra la prima e la seconda guerra mondiale, e dopo la seconda anche per buona parte con le fiere e le mostre di Milano e Venezia, le biennali e le triennali, che vedevano appunto esposti questi meravigliosi prodotti. Allora, noi siamo un'associazione che tratta la maschera, quindi noi scolpiamo le maschere in legno e da alcuni anni abbiamo iniziato anche a indossarle su appunto le tradizioni che è la caccia selvatica e stiamo portando avanti un po' questo progetto, quindi non solo realizzazione in legno ma anche tutto quello che è l'aspetto teatrale della maschera. Questo. Quindi leghiamo un po' la tradizione del legno, la maschera in sé, no? Le maschere delle Dolomiti. L'UNPLI nazionale ha invitato la nostra associazione Arca dei Volti per una rappresentazione, per un progetto nazionale. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto che l'UNPLI ha preso in carico attraverso il Ministero dei Beni Immateriali della Cultura Italiana e quest'anno abbiamo avuto la fortuna e l'onore di essere presenti a Roma con l'Arca dei Volti attraverso l'UNPLI e quindi di essere iscritti in questo registro nazionale. Ma la cosa più bella, quest'anno la sorpresa, siamo stati a Venezia, al Carnevale di Venezia che l'UNPLI organizza e di cui c'era anche l'Arca dei Volti presente con le loro maschere. E quindi abbiamo avuto un grande sostegno da parte dell'UNPLI a Belluno e oggi viene riconosciuto l'Arca dei Volti anche a livello fuori dell'Italia e dell'Europa, perché abbiamo avuto la fortuna anche qui a Venezia di avere diversi contatti dall'America, dal Giappone e dal Brasile per conoscere l'Arca dei Volti e conoscere la scuola del legno del bellunese. Ecco, l'intervento che voglio fare adesso è con un amico, collega, parlando proprio della passione del legno, che si parte per me da qua e si può solo crescere, senza passione non si va da nessuna parte. Con Corrado ci conosciamo da tantissimi anni, addirittura voglio esagerare, tra la seconda e la terza media io ho lavorato in azienda da lui e poi il resto è storia, quindi voglio far due parole a Corrado proprio per la passione che ci mette nell'insegnare ai ragazzi e nel portare avanti questa formazione del legno molto molto importante. Corrado? Buongiorno, sì, io allora la scuola del legno è sicuramente una buona cosa per tutto il comparto che riguarda le falegnamerie, perché qui si vive proprio il legno, si parte dal disegno, che è una cosa molto importante, che una volta veniva un po' sottovalutata, e mio padre è uno che ha portato avanti questo discorso e ci credeva. E lui stesso aveva fatto una scuola professionale e poi aveva messo su un'azienda che io sto mandando avanti. Io mi vanto di dire che io ho fatto la scuola del legno e tutti i miei collaboratori hanno fatto la scuola del legno. Sono una delle poche aziende che può vantarsi di questo e ne sono orgoglioso e quindi credo che sia una cosa molto importante la scuola del legno che possano esprimere, e adesso si sono evoluti giustamente come anch'io ho fatto tanti anni fa, con centri di lavoro computerizzati, però mettere insieme che non basta che sia un operatore bravo solo a far quello, ma deve capire il legno, perché
perché il legno ha una venatura, da un legno all'altro c'è una diversità e deve essere tradotta poi nella macchina, quindi qua ci vuole l'esperienza, la voglia, la passione, ed è questo l'importante, no? E qua sembra che tutti quanti siano propensi nell'insegnare ai ragazzi questo punto che è il punto critico al giorno d'oggi, no? E non è facile spiegarlo ai ragazzi, che magari i ragazzi sono ancora un po' giovani, non sanno bene cosa, come, perché, e i genitori anche, probabilmente anche loro, da questa modernità che c'è al giorno d'oggi, da queste fabbriche, da queste cose che vengono un po' portati via da quello che era la tradizione che veniva consolidata e mandata avanti, che era un po' quello di una volta. Quindi fare il lavoro di una volta al giorno d'oggi, perché in fondo il falegname è sempre il concetto, anche con tecnologie nuove, ma è sempre quello di una volta, insomma, no? Devono esserci gli incastri, deve esserci la passione, deve esserci la voglia di volerlo fare, e poi si ha, cosa da non sottovalutare, si ha la soddisfazione di vedere un prodotto che parte dall'inizio, dal disegno addirittura, e poi arriva alla fine, che magari si va anche a montarlo, e la soddisfazione del cliente del vederlo montato. Quindi pochi mestieri ti danno questa soddisfazione al giorno d'oggi. Io, a nome del BS, Società Operazioni, che è leader mondiale nella produzione di macchine a controllo numerico per la lavorazione del legno, abbiamo deciso di riconoscere nella Scuola del Legno di Sedico Centro Consorzi un collaboratore chiave, un operatore chiave per quanto riguarda le nostre macchine e la lavorazione del legno. Abbiamo pensato di collaborare con la Scuola del Legno, perché sappiamo che comunque i ragazzi, quando usciranno da qua, troveranno macchine come le nostre, se non le nostre più facilmente, su cui lavorare, per cui usciranno di qui pronti per entrare in un mercato che è avido di operatori, di ragazzi che sappiano lavorare. In questo momento un ragazzo che sappia lavorare su queste macchine, sulle macchine soprattutto a controllo numerico automatiche, sono merce rara. I ragazzi capaci e preparati sono merce rara, per cui abbiamo riconosciuto nella scuola la capacità di formare e formare correttamente quello che serve per le nostre aziende e per la nostra economia in generale. Cerchiamo di insegnare ai ragazzi prima di tutto la cultura del legno, ma soprattutto la passione per lavorare questo stupendo materiale. Siamo in collaborazione ovviamente con le aziende che hanno bisogno di falegnami, hanno bisogno di giovani per il ricambio generazionale, e questo è uno degli obiettivi importanti sicuramente della scuola. Ma come ripeto, prima di tutto cerchiamo di insegnare la passione per questo materiale ai ragazzi. Lo cerchiamo di fare insegnando quello che era la tradizione nella lavorazione del legno, quindi con delle lavorazioni manuali e artistiche che aiutano poi i ragazzi appunto nell'abituare le mani a lavorare, ma cerchiamo anche di trasmettere col cuore un lavoro che va fatto appunto col cuore e con la testa, prima ancora che con le mani. La testa poi serve ai ragazzi sulla parte sicuramente tecnologica, perché anche il mondo della fameria si è evoluto tantissimo, e quindi abbiamo anche qua a scuola delle macchine a controllo numerico che permettono ai ragazzi di rimanere comunque aggiornati, o meglio pronti per entrare nelle fagnamerie anche con una preparazione tecnologica con i nuovi macchinari. Questo è, diciamo, in sintesi le cose che cerchiamo di insegnare qua a scuola, e che per fortuna vediamo che molti ragazzi apprezzano, e anche le fagnamerie riescono a inserire. Ormai credo che quasi tutte le fagnamerie del Bellunese abbiano all'interno del proprio organico ragazzi usciti dalla scuola del legno, e questo ovviamente ci fa un grande orgoglio.
Io, Balen Eleonora, rappresento Veneto Agricoltura, sono felice di essere qua alla Scuola del Legno oggi, dove giustamente formate le nuove leve che riguardano un settore dove Veneto Agricoltura ha puntato tanto, il legno, tutta la filiera del legno, quindi complimenti a tutti, complimenti per la scuola. Oggi è stato veramente bello essere qua per poter presentare una creatura delle Dolomiti che è stato Vaia Desk, un intervento ancora oggi quasi incredibile realizzato per la sede di Microsoft Italia. Ormai sono passati 5 anni dalla consegna, una cosa che è nata a ridosso dell'emozione, diciamo dell'emozione che ha dato vedere il giorno dopo Vaia tutta quella distruzione, e dobbiamo ringraziare Microsoft che ha avuto l'idea di fare qualcosa di simbolico per questi territori, e siamo riusciti a entrare nel gruppo di progettisti incaricati di fare una proposta per il desk. La nostra proposta poi è stata la proposta vincente, abbiamo rotto un po' gli schemi, anche quelli che erano le linee guida date da Microsoft, e abbiamo creato questo desk di benvenuto e restyling della hall d'ingresso, utilizzando il legno degli schianti ma trattandolo in un modo molto particolare, architettonicamente motivato, con un design unico, e questo è quello che ha colpito, no? I dirigenti anche californiani hanno approvato il nostro progetto, da lì è nata l'avventura di realizzarlo, fra l'altro ad agosto ad aziende chiuse. È stato bello perché è stato molto difficile, ma incredibilmente è stato anche estremamente facile, perché quando una cosa viene fatta così tanta passione, con la volontà di fare anche da sponsor per il legno e le montagne e la nostra realtà bellunese, non c'è stata fatica, insomma, nel farlo. E oggi vedere ancora il desk mi emoziona ogni volta, e è un piacere di poterne parlare, perché testimonia il fatto che si possa realizzare un prodotto di grandissimo livello per una top azienda mondiale, anche essendo una piccola realtà di provincia, semplicemente credendo nelle proprie idee, motivandole, e è stata veramente una grande soddisfazione poter rappresentare, portare un pezzo di Dolomiti a Milano, e di essere scelto come progettista da parte del team che si è occupato di questo per conto di Microsoft.